Qual è stata la partita che ha più nel cuore ancora? La partita che l'ha colpita di più, che l'ha proprio coinvolta emotivamente, agonisticamente proprio, Bella nazionale. la nazionale? Quando che noi spogliatoi siamo tutti seduti così, l'allenatore prende le maglie, quelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e te le dà. Quando ti passa vicino che te la consegna, già la sai, tensione, dopo sai che rappresenti l'Italia, è una cosa. Eh, la nazionale invece è stato 5-6 giorni in ritiro a Bergamo in preparazione, sì, della nazionale. Un'emozione È unica. grande, anche perché è la prima partita, Eh capito? beh, sì. Ero là, ho trovato, mi vedevano i giocatori più vecchi, Chiappella, Rezzi, il famoso portiere Rezzi. Eh beh, sì. Mi diceva, Marcello, cosa c'è? Mi diceva sempre che stavo calmo. No, è come se giocassi nel Sandolo, nel Padova, a Vicenza, uguale, è uguale, è uguale. Dai, dai, forza, forza. E ora mi ha messo un po' di carica nei spogliatoi Si così. sentiva il peso di quella maglia. La maglia, per facile, da fuori, guarda, da fuori per facile, sei da. Ho fatto anche 4 sbagli che non potevo farli perché sono scappato sulla sinistra, avevo dribblato il terzino in velocità, cosa faccio? A un certo momento sento chiamare uno, Marcello sono qua, sono qua, pensavo che fosse uno dei miei, ma fosse un cadete, uno di Svizzera che mi conosceva. E ho lasciato la palla a destra lì e tutti ci siamo fermati. Un sbaglio enorme perché ormai il portiere mi era a 30 metri, dribblavo anche l'altro un terzino ormai, perché in velocità vai meglio o no? Basta che fai una mossa, l'altro la beve e va giù. No, Una carriera. sì, ho avuto il massimo, sì, che sono contento così. Dopo un po' è nata mia figlia, tifosissima del Vicenza, perché è nata quando a Asolo, ma ha portato sempre a Vicenza perché giocavo a Vicenza. E allora quando ho compiuto 1 anno o 2, quando è? Sono venuto tutto a Vicenza a casa a bere il tè e allora l'allenatore Lerici mi diceva Marcello mi raccomando perché domenica c'è da giocare contro l'Inter. E mi dice, signor Lerici, non si preoccupi, un tè, quei biscotti, ecco, basta, basta così però, Vabbè. A un certo momento siamo tutti a tavola là che bevemo, era le 5:30 della sera, vediamo da fuori della strada del paese, sentiamo sigari, Vicenza, Vicenza, no, Lane, Vicenza, cioè, tutti noi fuori sulla terrazza, a ieri i pompieri, qua scala lunga che veniva a fare gli auguri a lei, per fuori del paese, su fino a poi c'è la muletta e mi dentro da mina. Perché veramente quando giocavo a Montebelluna ero un putella, so, avevo 12-13 anni e dar spettacolo perché giocavo in mezzo alla destra. Mi piaceva tanto dribblare, palleggiare, fare vedere il colpo del tacco, che era difficile vedere il colpo del tacco. Eh, c'era 5-6 del pubblico che dietro la porta della squadra avversaria ogni domenica mi gridava Marcello tira, 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 perché dribblavano anche il portiere delle volte, non tiravano e dava il mio compagno, faceva il gol lui. Che emozione è stata giocare nel periodo d'oro dell'Anne Rossi Ah, è Vicenza. stata una cosa favolosa. Tanto c'era una società qui fiocchi, c'era il pubblico, c'era un po' tutto, anche la squadra stessa. E dopo quando poi sono partito da Sampdoria a venire a Vicenza. E quando sono venuto a Vicenza ho trovato tutti questi miei compagni nuovi e in campo si dava tutto. Certo. E non passava nessuno nei piani, dico ai menti. Era una battaglia continua, non si voleva mai perdere. Dai Marcello, dai Sergio, dai. In campo si passava parole in qualunque momento, no. Specialmente nel momento che la squadra avversaria attaccava e noi in contropiede, tutti 11 avanti e indietro, come una molla. E si andava e si faceva il gol, poi si vinceva 2-1, 1-0 e si vinceva. No, Come no, c'era i cori, c'era. Quando ti dico quando che prendevo la palla a metà campo sulla destra o sul sinistro che andavo, perché io avevo il numero sulla schiena, però non mi serviva niente perché andavo a destra, a sinistra, ubriacavo l'avversario di maniera là, qui era finito a partire mi dicevo, ma dove vai trovato quel fiato là? Non so, capacità polmonare, un tuttocampista, insomma. bravo, bravo, bravo. E, A me era, perché cacciavo tutti e due i piedi, è una fortuna anche quella, e lei ha sfidato anche campionissimi come il futuro allenatore e commissario tecnico della nazionale campione del mondo, un tale Enzo Bearzotto. Enzo Bearzot, sempre lui giocava, come ti ho detto prima, nel Torino, nell'Inter,
e ci siamo incontrati spesso. E avete fatto anche amicizia, siete Sì, stati veniva amici? dopo i campionati del mondo nell'82, dopo 2 o 3 giorni, perché ho l'enoteca in naso, no? E cioè, eravamo pieni così. A un certo momento sentivo in mezzo alla strada che suona uno. Boh, chi sarà? E tira giù il finestrino, vengo a trovarti subito, vengo a trovarti subito. E i miei amici dicono, ma chi io? Ma non so, vediamo là a San Magno in piazza, vicino al caffè centrale, che le parti là, è venuto giù a piedi di corsa. Fermati, mi piace qua passare le note, fermati, fermati. E ora siamo abbracciati e abbiamo fatto fotografie, guarda. Queste le fotografie Poi altri grandi personaggi, lei ha giocato nel Padova, di Rocco. ancora prima, Sì. con un grande Nereo Rocco che ha vinto Sì. tutto, poi col Come ti ho Milan. detto, per me era stato un papà, perché mio padre mi diceva, Marcello, se c'hai 1.000 lire in tasca, mandali a casa, non averle in tasca, perché le tasche hanno i buchi, le perdi, non le trovi più, poi un domani no. Li prendi, li metti a poi un domani i soldi, per vivere. E com'erano gli allenamenti con Nereo Rocco, Eh, immagino. Mi ricordo quando si cominciava la preparazione alla Piani, e allora La Piani, che era il vecchio stadio del Padova, era il primo favoloso. certo. Mi penso che battaglie ne abbiamo vinto di spettacolo proprio. C'erano 4-5 tifosi di Asolo qua che Sì. venivano spesso a vedere il Padova, no? E allora un giorno sono venuti tutti a Cipriani e ha detto dai che li portiamo tutti sul Monte Grappa, a visitare il Monte Grappa. Io ho detto, non mai stato neanche io, vado volentieri. Ero qui i tacchi che avevano questi amici qua tifosi, ci hanno portato su sul Monte Grappa e qua c'è la fotografia. Questo è Rocco, io sono di qua e poi sto qua era il direttore della Banca Popolare di Aso, un certo Basso, tifosissimo del Padova. E dopo c'è la famosa, come Sì, sta, sì, beh, ma... glossario adesso. eh, eh, Comunque Rocco sempre serio, ah, anche bene, qua nella no, foto. non ridevano. Lui il suo pensiero mi dico che l'aveva in mente quando si andava in campionato subito. Torno a Vicenza, a un certo momento a Vicenza succede cosa? Un calcio d'angolo contro la squadra avversaria. Sì. Allora tira uno di nostri al calcio d'angolo, io salto di testa, da vicino a me c'erano altri 3-4 giocatori della squadra avversaria, anche lui, loro su di testa, però non mi sono accorto che uno di loro mi aveva messo un piede sul mio piede. Cioè, sul piede destro, ho sentito subito, a fine del primo tempo vado sul spogliatoio, dico al medico, dottore, vediamo, dai, hai detto una grande contusione, ho detto. Dopo metti il cassino, metti le scarpe e andiamo in campo ancora. Sono in campo. Andando in campo cosa succede? Che ho giocato come un matto, sto pubblico che mi applaudiva anche se camminavo troppo, insomma davo ancora di più. A un certo momento finisce la partita, sui spogliatoi, il medico fa, Marcello come va? Dai vediamo. C'ho vede il dito aveva 2 fratture, il dito piccolo aveva 2 fratture, cioè ci aveva fatto un piede così. Mamma mia. Allora, in ospedale, gesso, un mese di gesso, poi dopo là, i giornali parlavano di il Padova senza alla sinistra per Agnoletto che si è fatto male al piede. È esortito un buon giovane, bravo, e sono contento che l'abbia esordito perché ha fatto 2 gol a Ferrara, con l'Anne Rossi. Ha fatto un esordio favoloso sto ragazzo. E ogni volta che ci vediamo ci abbracciamo perché sta bello.